I dati dell'Agenas sono ottimi per alcuni reparti dell'ospedale di Agrigento e anche di Sciacca. Sì, sono eccellenti, direi, siamo i primi in Italia e fra i primi soprattutto in Sicilia. Queste date ci invogliano sempre a fare meglio, a fare di più e ad esaudire, perché no, tutte le richieste che loro faranno. Io ne approfitto di questa intervista per ringraziare tutta la squadra che contorna sia il dottore Caramanno sia il dottore Giotta a Sciacca, perché se raggiungono questi risultati non è soltanto grazie agli allenatori, ma è anche grazie a tutti i calciatori, consentitemi questa metafora calcistica. I reparti più importanti sono quelli di cardiologia e di ortopedia. I reparti più importanti che sono come risultati, ovviamente. I risultati, ma ci sono anche, io voglio anche spezzare una lancia a favore degli ostetrici ginecologi, perché con i parti cesarei siamo anche qui messi bene e non so perché non è stato dato il risalto nella stampa da parte di Agenas. Chiaramente sono dei risultati che, ripeto, ci inorgogliscono e che ci spingono ad andare ancora avanti. Sono dati che già conoscevamo e sono appunto il riconoscimento del lavoro fatto in questi 20 anni, perché è da 20 anni praticamente che abbiamo questi risultati. Io sono convinto che qualsiasi sistema sanitario regionale o nazionale debba assicurare pari opportunità di cure a tutti i pazienti, e tutti i pazienti che affluiscono all'ospedale di Agrigento, il 100%, il 99% vengono trattati entro 90 minuti. Addirittura nel nostro reparto non sono 90 minuti, ma addirittura vengono trattati entro un'ora all'inizio dei sintomi. Questo è molto importante, perché è sempre valido ovviamente lo slogan "il tempo è muscolo". Prima si trattano i pazienti, più miocardio salviamo e migliore sarà la prognosi dei pazienti importanti. I dati sono ottimi per il suo reparto, tra l'altro lei oggi ufficializza formalmente con la firma del suo contratto con l'ASP di Agrigento il suo impegno e il suo lavoro. Sì, senza dubbio sono dei dati che vengono fuori dal monitoraggio di un percorso che dura da anni, quindi non è il dato grezzo dell'anno 2023, ma viene praticamente considerato un periodo più ampio, appunto perché l'Agenas, l'agenzia che controlla e monitora questi dati, tende a considerare quello che è il percorso aziendale riguardo a quel tipo di patologia, nel mio caso appunto delle fratture del collo femore over 65. Essere tra i primi posti in Italia senza dubbio non può fare altro che inorgoglire personalmente noi operatori di questo settore, ma tengo a precisare che è un dato che viene fuori dall'impegno nostro ortopedico, cioè di ortopedici che sono impegnati in questo tipo di attività, ma anche dell'attività di supporto che tutte le altre unità operative, ma anche l'azienda ci forniscono e ci consentono appunto poi di raggiungere questi risultati. Anche l'ospedale di Sciacca tra le eccellenze dell'ASP di Agrigento, il reparto cardiologia. Sì, io in sintonia con il dottore Caramanno dirigiamo il reparto di cardiologia emodinamica, c'è grande sintonia tra di noi, abbiamo avuto questo ottimo risultato che significa vite salvate, muscolo salvato, miocardio salvato, pazienti che evitiamo che vadano verso lo scompenso cardiaco. Vorrei essere un attimo presuntuoso, in realtà il fatto che l'Agenas ci dia il 76-78%, quindi dei flussi sembra che 22 pazienti su 100 non vengono trattati entro 90 minuti, in realtà noi trattiamo il 100% dei pazienti in 90 minuti. I pazienti che escono fuori dal flusso, cioè dal dato numerico, è perché magari il paziente è talmente grave che va a finire in un reparto di rianimazione, per esempio, per cui esce dal flusso ma in realtà è trattato lo stesso entro 90 minuti. Quindi in realtà i dati
chiaramente in media sono molto più alti e il cittadino deve stare tranquillo che le due emodinamiche sono assolutamente in linea con un trattamento tempestivo ben al di sotto dei 90 minuti. Allora, i dati sono basati su alcuni indicatori di efficacia clinica che l'Agenas ha posto a tutte le aziende in Italia. Uno è quello di, si è visto che si riduce la mortalità operando i pazienti, soprattutto gli anziani over 65 che sono portatori di frattura del femore, se vengono operati entro 48 ore. E quindi questo è un obiettivo che viene assegnato, è un indicatore di efficacia. L'altro invece è quello sulla l'attivazione della rete dell'infarto e quindi della procedura entro l'ora da quando arriva in pronto soccorso. Ecco, tutto questo ha, diciamo così, una sorta di procedura che tutte le aziende hanno, quindi rigorosissima, che i nostri professionisti hanno rispettato, raggiungendo percentuali che sono tra le migliori d'Italia. Quindi cosa significa? Significa che l'assistenza per l'infarto e l'assistenza per le fratture del femore ad Agrigento, per l'infarto anche a Sciacca, è tra le migliori d'Italia. Quindi i cittadini di Agrigento possono stare tranquilli che hanno una assistenza su queste aree che è al top rispetto a qualsiasi altro ospedale d'Italia, non di Sicilia, d'Italia.